Perseghi sul filo dell'onda, radio nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Perseghi, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Perseghi, che ti prende per la giacca, ti fa ridere, poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci. Eccoci, ciao a tutte e a tutti, sono Gianluigi, vi do il benvenuto per questa nuova puntata di Perseghi. Ciao Davide, ciao Roberto. Ciao. Perseghi, domande dolci come la pesca ma col nocciolo duro. Oggi parliamo di una cosa che riguarda tutti, anche quando proviamo a non pensarci, il lavoro. E lo facciamo con un ospite che di lavoro e di come ci cambia la vita ha fatto una ricerca vera, con storie, voci e posti reali. Con noi c'è l'autore del podcast Le faremo sapere e voce attenta nel raccontare le trasformazioni del lavoro in Italia, anche attraverso la collaborazione con Jacobin Italia. È anche tra gli organizzatori del Festival Politico-Culturale Fornaci Rosse a Vicenza. In libreria è uscito il suo saggio d'esordio, Incoscienza di classe, un viaggio in 5 luoghi di lavoro. Dalla fabbrica alle grandi consulenze, dalla ristorazione alla scuola, fino ai magazzini della logistica. Per capire perché spesso viviamo lo stesso logorio, ma facciamo fatica a riconoscerci dalla stessa parte. Quindi, oggi teniamoci pronti. Partiamo con domande dolci, ma arriviamo al nocciolo duro. Cosa ci sta dividendo? Cosa ci sta togliendo voce? E da dove si ricomincia? Gregorio Carolo, benvenuto a Perseghi. Grazie a voi per l'invito, è un piacere essere con voi. Ciao Gregorio, partiamo subito con una definizione, insomma. Che cos'è l'incoscienza di classe? Come ti accorgi che ce l'hai addosso nella vita di tutti i giorni? Ti accorgi che ce l'hai addosso quando non si riesce a pensare alla propria esperienza lavorativa al di là dei propri confini personali. Quando si vivono il fallimento o il successo in ambito professionale, ma il discorso sarebbe estendibile all'intera esistenza, quando si vivono queste esperienze come caratteristiche derivanti dal proprio operato, dalle proprie scelte, senza considerare il contesto più ampio, il contesto storico-sociale in cui ciascuno di noi vive quotidianamente. Quindi incoscienza di classe come un senso di non appartenenza a una comunità più ampia del proprio ego e allo stesso tempo come un'incapacità di agire a livello collettivo sul posto di lavoro e nei molti posti che fanno parte della nostra vita. Gregorio, il tuo libro nasce per rompere un silenzio. Perché negli ultimi decenni il lavoro è uscito dal dibattito pubblico? È diventato quasi una faccenda privata? Beh, io penso che al di là dei miei meriti o non meriti personali, ci sono tanti libri, tanti interventi che in questi ultimi anni hanno cercato di rompere il silenzio. Però sicuramente negli ultimi decenni il lavoro appunto è arrivato a essere vissuto come un fatto individuale, non più collettivo, e questo è stato fatto come disegno politico, come scelte ben precise per far sì che un soggetto politico che grosso modo iniziava a organizzarsi alla fine dell'Ottocento, nel Novecento era arrivato massimo del proprio fulgore, e sul finire diciamo degli anni 70, nei primi anni 80, venne progressivamente messo all'angolo. E questa cosa venne fatta proprio eliminando la parola classe dal lessico quotidiano, dal lessico politico. Io penso che
tutti noi, insomma, quantomeno per chi ha un animo progressista, si ricorda della famosa frase di Tony Blair, detta alla fine degli anni 90, la lotta di classe è finita, siamo tutti classe media ora. E Tony Blair era l'esponente del Labour Party, cioè un partito che nel nome stesso rivendicava il fatto di rappresentare i lavoratori e le lavoratrici. Alla fine degli anni 90 però lui disse questa frase archiviando tutta una stagione di lotte e facendosi lui stesso interprete di una stagione di privatizzazione e di progressiva, diciamo, concessione a destra al potere delle cosiddette classi dominanti. Labour Party, che peraltro ha appena sofferto una cocente batosta elettorale in questi giorni dal suo erede politico, che ha in qualche modo ripreso le stesse idee di Blair. E Blair, tra l'altro, penso qualche mese fa, giusto per rimanere in tema di attualità, è stato voluto da Donald Trump nel board di pace per Gaza. Quindi, insomma, scelte come queste ci rivelano quali fossero i disegni politici che hanno sempre perseguito figure come la sua. Gregorio, nel libro attraversi luoghi di lavoro molto diversi, dalla fabbrica al settore della consulenza, alla ristorazione, la scuola, i magazzini della logistica. Qual è la cosa più sorprendente che hanno in comune tutti questi luoghi? Ma sicuramente un discorso performativo, cioè il fatto che tutte queste persone vivessero il lavoro come una performance che metteva a dura prova la loro fisicità, la loro salute psicofisica, dalla magazziniera il cui sonno veniva turbato dagli incubi del magazzino, all'insegnante che appunto faceva un lavoro completamente diverso come mansioni, però arriva a sentire appunto il logorio del forte carico di lavoro. Quindi sicuramente un discorso prestazionale che porta ai limiti delle proprie forze ciascuna persona, e poi sì, il fatto di non sentire quei legami sociali con i propri colleghi, le proprie colleghe, che quindi rendono la performance una gara da condurre in solitaria. Gregorio, se dovessi scegliere una sola parola chiave che lega tutte queste esperienze, tempo, performance, precarietà, paura, solitudine, quale sceglieresti e perché? Allora, per me è importantissima la parola tempo, cioè penso che la parola tempo sia quella che definisce il lavoro probabilmente, però per diciamo al di là del fattore tempo, probabilmente quella che accomuna di più tutte le esperienze è la solitudine, quindi appunto il venir meno dei legami sociali che si possono esprimere nel tempo condiviso sul posto di lavoro, però sono legami sociali che spesso diventano evidenti nei luoghi che si frequentano al di là del lavoro, nei luoghi che è possibile frequentare se si hanno orari lavorativi compatibili con una vita extra lavorativa, con avere le forze e le energie per poter appunto coltivare degli affetti, delle relazioni, oltre a quelli compressi all'interno della vita lavorativa. E il senso di solitudine penso traspare da moltissime delle interviste. Nel podcast che hai condotto, le faremo sapere, avete raccontato diverse storie dal campo, insomma. Cosa cambia tra ascoltare una testimonianza in audio e metterla dentro un saggio con dati e teoria? Cioè, che cos'è che rende meglio nel podcast e cosa invece, secondo te, rende meglio all'interno del saggio, nel libro? Beh, intanto ne approfitto per dire una cosa che non ho ancora detto, che sono molto contento di partecipare a un podcast, perché penso che sia uno strumento importantissimo oggi per fare politica e per politicizzare le persone a partire dagli strumenti comunicativi. Cioè, probabilmente buona parte della politicizzazione delle persone oggi, se in un passato ormai lontano avveniva nei luoghi fisici, sezioni di partito, o nei giornali che erano in qualche modo di un'area politica, oggi penso che larga parte della politicizzazione avvenga invece
nei media, e avere dei media come i podcast in cui c'è maggiore libertà, penso che sia insomma estremamente importante per portare avanti un discorso alternativo al sistema, di fatto. E vabbè, fatta questa parentesi, appunto il libro nasce, alcune delle interviste contenute nel libro, una parte erano già incluse in un podcast fatto appunto dall'associazione Fornaci Rosse, e era stata un'esperienza molto importante che ci aveva dato l'opportunità di interagire con tantissime persone che non si sentivano per niente ascoltate rispetto alle loro esperienze di vita. E il libro è un tentativo di condensare tutte quelle esperienze con confronto con figure, diciamo, pensatori abituati a scrivere libri. E il libro permette di fare questa operazione di fatto. Se il podcast in qualche modo segue il metronomo, deve avere un certo ritmo, il libro concede invece più tempo per sviluppare riflessioni. Banalmente un paragrafo può essere letto e riletto più volte, mentre nel podcast occorre seguire un'altra velocità. E il bello del podcast è che comunque diciamo ha una sua imprevedibilità. Mi ricordo dalla prima puntata, nonostante fosse un'intervista in qualche modo preparata, cioè avevamo incontrato la persona da intervistare almeno 2 volte, proprio nel momento in cui stavamo registrando la puntata, l'intervistata ha fatto delle rivelazioni sui propri trascorsi lavorativi che non erano stati in alcun modo anticipati, insomma, aneddoti abbastanza scioccanti. Quindi il podcast ti dà quell'elemento lì, diciamo, di imprevedibilità, secondo me, che invece sulla carta stampata insomma, non puoi avere, perché sei lì che lavori una bozza dopo l'altra, è tutto sotto controllo in un certo senso. Quando intervisti lavoratrici e lavoratori, qual è la resistenza più frequente? La vergogna, l'idea di colpa individuale o la difficoltà a chiamare le cose col proprio nome? Allora, sicuramente molte persone sono restie inizialmente a condividere, a mettersi in mostra. Molto più difficile convincere qualcuno a farsi intervistare per un podcast che quindi sarà ascoltato da altre persone. Invece è molto piun facile intervistare qualcuno per un libro in cui cambi il nome, non c'è il timbro vocale riconoscibile. Ecco, questo c'è un elemento di ritrosia iniziale, l'ho avvertito praticamente per tutte le persone. Però spostandoci su un altro piano, le persone poi sono molto contente di aprirsi, a posteriori condividono ulteriori punti di vista, e forse la difficoltà più grossa, che è una difficoltà politica, in senso proprio politica, è quella di chiamare le cose con il loro nome. Cioè, una parola come precarietà è una parola che possiamo sentire sulla bocca di qualcuno che è già politicizzato, che già dispone del lessico per poterla utilizzare, così come la parola sfruttamento. Sono termini che, per quanto vengano vissuti, le persone fanno fatica ad utilizzare, pur vivendoli direttamente. Io direi che questa è la difficoltà più grande. E lo scopo del libro sarebbe questo, di tornare a utilizzare le parole che usavamo prima e che comunque rimangono valide anche per il presente. Ecco, un'altra parola che nel libro, insomma, usi è frammentazione, no? E penso sia proprio questa mancanza di linguaggio condiviso che tu vuoi riportare, che appunto rende anche così importante il significato di un libro del genere. E secondo te qual è il motivo di questa mancanza di un linguaggio condiviso, no? Condiviso solo tra chi purtroppo ormai è politicizzato, no? Secondo te sono le differenze di settore, il livello dell'istruzione, l'età, il modello culturale? Cioè, qual è il motivo di questa mancanza di un linguaggio condiviso? Ma io penso che la risposta sia culturale, ma culturale in senso molto ampio, perché
cioè la cultura è comunque qualcosa di legato ai comportamenti che ciascuno di noi assume nel quotidiano. Quindi da un lato si è introiettato il discorso che ognuno di noi ha delle capacità personali, il cosiddetto capitale umano, per cui alla fine se hai il capitale umano sei un capitalista e non ha più senso suddividersi in capitalisti e lavoratori, in sfruttati e sfruttatori. E facendo un esempio più concreto e meno filosofico, il fatto ad esempio che il salario globale di tantissime persone al mondo oggi sia sottoposto alle fluttuazioni finanziarie, cioè banalmente che il TFR sia buona parte del TFR, credo della larga parte dei lavoratori in Italia, così come in molti altri paesi europei, venga gestito da fondi pensioni e quindi sia sottoposto alle fluttuazioni del ciclo finanziario, così come molti altri aspetti salariali. Tutti questi aspetti della vita quotidiana che sono culturali perché influenzano i nostri comportamenti inducono alla fine le persone ad assumere una mentalità molto diversa da quella che poteva avere un lavoratore o una lavoratrice 30-40 anni fa. Quindi siamo indotti a pensare, a comportarci come capitalisti anche se non a giudicare dalle buste paga, ecco, non lo siamo. Il Nord-Est è spesso raccontato come terra del lavoro, consapevole del lavoro, lavoriamo tutti. Cosa vedi tu oggi in Veneto? Anche dal contesto in cui vivi e ti organizzi. Che dice qualcosa di universale sull'Italia? Ma io penso la settimana scorsa ha vinto un sacco di premi di David Di Donatello, un film come Le città di pianura, che è un film che offre, come dire, un quadro piuttosto disturbante del Veneto, no? Del Veneto come luogo in cui alla fine il lavoro comporta delle conseguenze molto spiacevoli per le esistenze individuali, combinando assieme, cioè sia l'elemento di critica sociale sugli effetti del lavoro, sia quello ecologico, che forse in Veneto viviamo in maniera più drammatica che in altri posti. Penso a... voi siete del veneziano, insomma, gli effetti di Marghera sul clima e sull'ambiente sono abbastanza noti, credo, di tutto ciò che c'è stato in passato. E il Veneto, diciamo, al suo modello dell'imprenditore, del piccolo padrone, e in quel modello lì io penso che al di là delle specificità del nostro territorio, in qualche modo incarni l'idea dell'emanciparsi come atto individualista in primo luogo, dell'essere padroni e mai alla pari con altri. Nel tuo saggio in Coscienza di classe c'è anche un desiderio, un tempo libero, no? Liberato dal logorio. Se dovessi tradurlo in una proposta concreta, qual è il primo passo realistico? La riduzione dell'orario di lavoro, i salari o non so, qualche diritto in più, il welfare o c'è un'altra leva secondo te? Ma io penso che l'urgenza numero uno sia quella del salario minimo, perché appunto come dicono i numeri, oggi rispetto a 10 anni fa in Italia c'è molta meno disoccupazione, però si tratta molto spesso di lavoro povero, di lavoro che non permette di uscire dalle sacche di povertà. Quindi penso che la maggioranza delle persone sentano questa come necessità. Ed è un discorso che poi si può spostare su fasce di reddito pian piano più alte, perché penso che la morsa dell'inflazione sia sentita da tutti oggi. Quindi una libertà di tipo economico, in primo luogo, penso sia il primo passo. E a questo affiancherei sicuramente la riduzione dell'orario di lavoro, che è una tematica che viene portata avanti già diciamo in alcune aziende gioiello in Italia, appunto citavo Le città di pianura, il cui regista è bellunese, lì
da quelle parti c'è un'azienda come Luxottica che già da credo 2 o 3 anni ha implementato la settimana corta per gli operai e le operaie. Così come in altre regioni d'Italia, c'è l'esempio di Lamborghini, anche lì hanno dato il via alla settimana corta, e in giro per l'Europa sono altri paesi che in misure diverse stanno portando avanti questo piano. E non sono tutti governi progressisti, va detto anche questo, cioè questa sensibilità viene colta anche in varie parti dello spettro, più a sinistra chiaramente, però anche da altre angolazioni. Oggi i luoghi di conflitto e di organizzazione sono cambiati. Quali spazi funzionano davvero per costruire un noi? Sindacato, mutualismo, festival e comunità politiche come Fornaci Rosse, oppure le reti digitali, oppure l'insieme di tutto questo? Ma io penso che servono luoghi fisici, che senza luoghi fisici non si possa costruire un rapporto vero con le persone. Sicuramente gli strumenti digitali, ad esempio un podcast, sono, così come i social network in generale, sono estremamente utili per connettere le persone, però le persone una volta connesse hanno bisogno di condividere delle cose, e le cose hanno una dimensione materiale, quindi io penso che i luoghi di incontro siano estremamente importanti, i luoghi di incontro che siano in qualche modo slegati sia dalle logiche commerciali, sia dalla dimensione, diciamo, dell'evento. Oggi secondo me va molto di moda organizzare eventi, cioè cose che hanno una durata molto circoscritta nel tempo. Invece abbiamo bisogno, diciamo, di una visione di ampio respiro, di ampia durata. Se dovessi indicare invece un errore storico che la sinistra o in generale il progressismo ha fatto sul lavoro negli ultimi anni, quale sarebbe e qual è la correzione più urgente? Diciamo che a un certo punto il legame che era inequivocabile tra sinistra e mondo del lavoro è stato lacerato. E questa cosa qua è stata portata avanti su vari livelli, dalle cancellazioni di diritti sociali anche diciamo, proprio a livello retorico, sbeffeggi vari che leader di sinistra e centrosinistra hanno fatto, pagandone poi le spese in termini elettorali. Quindi io penso che la prima cosa semplice sia quella di guadagnare credibilità agli occhi dei lavoratori e delle lavoratrici, semplicemente incontrarli, costruire dei momenti di incontro, far sì che la politica non sia qualcosa che avviene solo in televisione o nei social media, ma che sia qualcosa di tangibile per le persone. Banalmente i leader politici che si facevano vedere fuori dai cancelli delle fabbriche per distribuire i volantini, ok, magari l'hanno fatto anche in tempi più recenti per guadagnarsi qualche foto sui giornali, però mi sembra già un atteggiamento diciamo la direzione giusta da intraprendere. Nocciolo duro e scelta secca. Se domani potessi fare una sola cosa per ridurre l'incoscienza di classe, cambiare le regole del lavoro, salari, orari, contratti, oppure ricostruire un'organizzazione e legami collettivi, sindacato, territori, luoghi di socialità, scegliene una e dimmi quale prezzo politico comporta. Io sceglierei l'organizzazione, cioè sceglierei qualcosa di più, la cosa, diciamo, che dà l'effetto più su lungo termine in assoluto, e chiaramente comporta un prezzo che non è il fatto di non avere un risultato immediato da portare a casa, però a lungo termine è quello che l'organizzazione, avere legami stabili, appunto i luoghi fisici che dicevamo, le persone, gli inquadramenti. Solo in questo modo è possibile costruire
un cammino percorribile, penso io. E se si paga un prezzo in termini, diciamo, di popolarità, il risultato sul lungo termine sicuramente vale la pena, credo. Bene, siamo arrivati alla fine del programma e come sempre c'è l'ultima domanda finale che facciamo ad ogni ospite. Gregorio, c'è un gesto semplice, concreto che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già da domani per migliorare il proprio territorio? Ma sì, io penso che informarsi o cercare di informarsi sia il primo gesto che ciascuno di noi può compiere, cioè scegliere di non essere indifferenti rispetto a tutto quello che ci succede attorno. Ecco, io penso che questo sia la ricerca dell'informazione, sia forse il primo gesto che possiamo compiere e che ci può portare comunque a costruire una comunità anche politica attorno a queste cose. Va bene, grazie Gregorio, grazie a Davide, grazie a Roberto. Vi diamo Grazie a voi. appuntamento a mercoledì prossimo alle 18, se le linee funzionano, ma siamo sicuri che mercoledì funzioneranno. Prossimo, vi ricordo di cliccare sulla campanellina di Radio Nostra e di iscriversi, così siete informati su tutti i podcast, le trasmissioni che mettiamo in diretta su YouTube. E che dire, appuntamento a mercoledì prossimo. E ricordiamo il libro di Gregorio. Davide, ricordalo. In coscienza di classe. Bene, grazie mille Gregorio, alle prossime. Grazie a voi. Ciao. Persegui sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi, Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi, un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci, entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci. Tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio, e se una frase rimane strozzata, Persegui torna, la serve tagliata. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, una fetta di verità che ti resta in gola e sa di Radio Nostra. Eccoci qua.